A chiudere i tuoi occhi, pregare insieme a me. Chiediamo a Dio di scendere in questo posto questa sera, di riempirlo con il suo spirito, con la sua presenza, con la sua potenza, perché veramente possiamo uscire di qua ricaricati questa sera. Che questo possa essere un grande culto per tutti quanti noi, un culto diverso, un culto pieno di gioia, un culto pieno di allegria, sì, ma soprattutto un culto pieno dello Spirito Santo di Dio, affinché possiamo uscire ricaricati e pieni di Lui. Preghiamo insieme. Signore Gesù, siamo qua questa sera per adorarti, per esaltarti, Signore. Siamo qua per rendere grazie a te per tutto ciò che hai fatto in questa nostra settimana, Signore. Ma siamo qua anche per ricevere qualcosa da te, Padre. Quindi, come ogni volta, io ti chiedo, Dio, di scendere su di noi con il tuo Spirito, di scendere su di noi con la tua gloria, con la tua presenza. Che questo possa essere un culto di trasformazione per le nostre vite, che questo possa essere un culto in cui molti di noi possano riavvicinarci a te, in cui molti di noi possano sentirsi più vicini a te, in cui molti di noi possano ritrovare quell'intimità che era stata perduta con te. Padre, vogliamo essere ricaricati da te questa sera, vogliamo essere riempiti del tuo spirito, della tua potenza, per essere veri evangelisti, per essere veri testimoni di te, Dio. E io ti chiedo, Signore, che la tua presenza, che la tua gloria sia su di noi questa sera. Riempici, Padre, riempici per uscire di qua trasformati, per uscire di qua diversi, per uscire di qua come una potenza di Dio su questa terra. Nel nome di Gesù benedici questo culto e questa chiesa. Amen. Amém? Facciamo un applauso al Signore. Alleluia. Alleluia. Qualcuno sa rispondere perché siamo qui oggi? Siamo qui per vedere il Pastor Sergio? No. Siamo qui perché abbiamo sete di Dio, vero? Amen? Noi canteremo questo questa sera. Chiederemo al Signore di venire e riempirci. Amen? Sete di te, vieni a Dio, riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire tuo potere, oggi noi siamo qui con la sete di te, vieni a Dio, riempi tutto oggi qui, perché tuo potere, ora vieni, riempimi il mio cuore, ascoltare oggi noi siamo qui con la sete di te, vieni a Dio, riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire tuo potere, ora vieni, il mio cuore, ascoltare la tua voce e la tua gloria contemplare, ora vieni,
forte tua, tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre. Amen. Grita, tu è la gloria, tu è l'onore e la per sempre. Amen. Ora vieni, ora vieni, ora vieni, riempimi il mio cuore, ascoltare la tua voce, la tua gloria, contempla. Ora vieni, riempimi il mio cuore e per te ascoltare la tua voce e la tua gloria contempla. Amen. Amen. Io ho detto che noi siamo qui per Dio, ma siamo anche per ascoltare la parola di Dio tramite la vita del nostro pastore Sergio. E voglio conoscerti tante volte di come io parlo di lui. Perché io ho detto che, pastore, Dio ha cambiato tanto la mia vita perché il pastore mi ha corretto tanto, mi ha tirato tanto l'orecchio e mi ricordo e ringrazio a Dio perché mi ha posizionato nella presenza di Dio. Quindi ringrazio Dio sempre per la vita del pastore Sergio. Ho detto, se il pastore Sergio non fosse passato nella mia vita, io non sarei riuscita ad essere forte, così forte, perché lui mi ha veramente tirato tante volte le orecchie, mi ha posizionato. Io mi ricordo, io stavo dicendo a lui che quando lui mi ha chiesto di fare la leader della Lodi, io sapevo 4 note nella tastiera. Ma lui ha detto, tu sei capace, tu ce la farai, posizionati, e mi ha dato questa parola e io ringrazio Dio per le parole, più che le parole di incentivo, tutte le volte che lui mi ha tirato l'orecchio, perché ho imparato veramente tanto di tutte le volte che lui mi ha tirato l'orecchio. Quindi oggi saremo qua per ascoltare la voce di Dio tramite la parola che il pastore Sergio ministrerà. Amen? Ti invito ad lodare questa canzone che dice che il nostro Dio è vittorioso. Non so che situazione noi stiamo vivendo, ma sappia che ogni situazione il tuo Dio è vittorioso. Luttiamo con armi di fede, e niente ci resisterà finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà, il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Dichiari forte, vittorioso. Vittorioso è nella tempesta sei, suo nome infallibile. Suo nome immutabile. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà.
noi lo come un tono impetuoso, Dio potente e grandioso è. Chi venga al cielo, noi dichiariamo Dio potente e grandioso è, come un impetuoso, chi venga al noi dichiariamo Dio potente e grandioso è, vittorioso è nella tempesta se suo nome è infallibile. E cambia, ma Dio non cambia mai. Suo nome è immutabile. Amen. Dio è come un tuono impetuoso nelle nostre vite. E io desidero veramente che Dio sia questo tuono impetuoso su di noi questa sera. Che Dio agisca come un tuono impetuoso, che la sua parola possa risvegliare in noi quello che c'è di morto, che la sua parola possa ridarci vita. Ma affinché questo avvenga, l'opera deve essere anche nostra. Dio questa sera ha mandato qua una persona per fare una grande opera in mezzo a noi, ma affinché questo avvenga l'opera deve essere anche nostra. In Secondo Re c'è una storia di un uomo chiamato Eliseo che viene ricevuto da una donna sunamita. Questo Eliseo fu probabilmente l'uomo più usato da Dio nell'Antico Testamento in quanto a miracoli, in quanto a potenza di Dio. Eppure affinché quest'uomo potesse agire con tutta la sua potenza,
quella donna sunamita ha preparato una casa per lui, ha preparato un letto, ha preparato un tavolo, una sedia, un candelabro, ha preparato tutto quello che c'era da preparare per ospitare al meglio quest'uomo e la potenza di Dio nella sua vita. Se vuoi che Dio sia questo tuono impetuoso in te questa sera, prepara un posto per accoglierlo. In questo momento faremo una preghiera per le decime e per le offerte, e dopo questa preghiera noi loderemo ancora. E io voglio invitare ognuno di voi a dimenticare quello che c'è al suo lato, a dimenticare le persone che ci sono alla propria destra, alla propria sinistra, a dimenticare ogni problema e a concentrarsi solo su adorare Dio, a concentrarsi solo su preparare un luogo dove Dio possa mettere la sua potenza questa sera, affinché Dio possa agire come un tuono impetuoso su di noi questa sera. Amen. Sei pronto per preparare questo luogo a Dio? Sei pronto perché Dio venga a agire nella tua vita? Amen. Facciamo questa preghiera per le decime e per l'offerta, ringraziando il Signore per tutto ciò che noi abbiamo, e dopo adoriamo Dio con questo sentimento, per preparare un luogo dove Lui possa piantare la sua parola e dove possa agire con la sua potenza. Padre, in questo momento vogliamo donare a Te le nostre decime, le nostre offerte, Signore. E io Ti chiedo, Padre, come ogni volta, che Tu possa prendere tutto ciò che noi Ti doniamo con il nostro cuore, Signore. Tutto quello che viene dal nostro cuore, Signore, ricevilo. Ciò che non viene dal nostro cuore non permettere, Padre, che venga donato questa sera, ma che venga donato magari un'altra volta, Signore. Io Ti chiedo, Dio, che ognuno di noi possa avere un cuore disposto verso la Tua opera, verso di Te, verso i propri fratelli, verso la propria Chiesa. Questo è quello che noi predichiamo, Signore, essere uno in Cristo, e questo è quello che noi desideriamo e che siamo sicuri Tu desideri da noi. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questa Chiesa, rendila prospera e rendila una Chiesa forte spiritualmente attraverso questa visione che Tu ci hai dato. Nel nome di Gesù. Amen. Basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te,
certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e canterò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so meglio da offrire ad un re. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Le mie mani alzerò e loderò, perché ciò che ho è un sarà poco ma so che meglio da offrire ad un re. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh, l'anima mia non deve temere più, quando saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati e loda Dio. Oh, l'anima mia non devi temere più, quando saprai che vivi un leone all'interno di te. Oh, l'anima mia non devi temere più, quando saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati e loda Dio. Oh, l'anima mia non devi temere più, quando saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati e loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è alleluia, sarà poco ma so che meglio da offrire ad un re. È un cuore che canta Amen. Io voglio invitare qua il pastore Sergio insieme alla missionaria Sonia, che farà da traduttrice anche questa sera. Amen.
Tanti di voi, come abbiamo detto, già conoscono il pastore Sergio, molti altri lo hanno conosciuto per le tante storie che già abbiamo raccontato su di lui, per come lui ha trasformato la vita di tanti di noi, come Dio si è usato di lui per trasformare la vita di tanti di noi, ed è un piacere oggi finalmente averlo qua. Io ti invito ad alzare la tua mano verso di lui e a ripetere con me: Pastore Sergio, lasciati usare da Dio. Amen. Pentecostal. Deixa eu pendurar esse negócio. Acho que ele cai aqui. Pá. André, acho que eu tirei daqui. Olha, André tem mais força do que eu. Aqui. Pronto? Orou bastante? Sim ou não? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pace, fratelli, Pode tomar o seu assento. potete sedervi. Eita, tá cansada? Hã? Abra sua Bíblia. Apri la tua Bibbia Evangelho de Jesus Cristo. nel Vangelo di Gesù Cristo, Segundo escreveu João, secondo Giovanni, capítulo 11 capitolo 11, e o verso de número 6. il versetto numero 6. 6, depois nós vamos ler um outro verso. 6, dopo leggeremo un altro verso. Está escrito assim. Quer ler, Sônia? Lê o 6. C'è scritto così: come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Diga assim comigo, tempo. Di così con me. Tempo. Il tempo. Exato. Leia, por favor, o versículo 17 agora. Leggete per favore il versetto 17. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Diga comigo, tempo. Di con me tempo. Agora, por gentileza, o verso 33. Adesso per favore il verso 33. Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: Diga comigo, choro. di con me piangere. Verso 35. Versetto 35. Gesù pianse. Diga choro. Di pianto. Verso 44. Verso 44. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Diga comigo, milagre. Di con me miracolo. Então vamos falar nesta noite Adesso parleremo questa sera a respeito do tempo, a rispetto del tempo, a respeito do choro a rispetto del pianto e a respeito do milagre. e a rispetto del miracolo. Choro, Pianto, milagre, milagre miracolo e tempo. e tempo. Pela ordem, Per l'ordine, tempo, tempo, choro pianto, e milagre. miracolo. A maioria das pessoas que estão aqui, La maggior parte delle persone che sono qui, antes de eu te falar, deixa eu fazer algumas ponderações aqui, né, Marinei? Eu quero agradecer a Deus prima di parlare voglio dire una cosa, voglio ringraziare Dio pelo privilégio de estar aqui nesta noite. per il privilegio di essere qui questa sera. Eu não tinha o projeto de estar aqui, Io non avevo il proposito di stare qui, era para eu estar somente em Portugal. era per rimanere in Portogallo, Mas quando eu recebi o convite para estar lá, ma quando ho ricevuto l'invito per essere là, alguém disse: fica aqui 7 dias. qualcuno rimane qui 7 giorni. Eu disse: vai ser difícil ir lá em Portugal Io dissi sarà difficile là in Portogallo e não ir até a Itália. e non andare in Italia. E depois que eu comprei a passagem para vir para cá, E dopo che ho preso il passaggio per venire aí qui, eu lembrei da Covid. mi sono ricordato dell'invito E o passaporte verde. e il passaporto. Falei,
Falei, como é que vai ser, né? E con tutte queste cose, come sarà? Eu me virei lá no consulado do Brasil E sono andato a vedere il consolato del Brasile e Deus permitiu eu estar com vocês nessa e Dio ha noite. permesso di stare con voi questa sera. Todas as vezes que eu coloco os meus pés agora pela primeira vez aqui, Tutte le volte che io metto i miei piedi qui adesso per la prima volta, para mim é um momento único, per me è un momento unico, porque há uma história por trás de tudo isso aqui. perché ho una storia con questo posto qui. Eu olho aqui, eu vejo o Fabiano, Io vedo qui, vedo Fabiano, vejo a Josi, vedo Josi, a Sofia não existia ainda, né? la Sofia ancora non c'era, E vejo a Vitória já dançando aqui. vedo la Vittoria che già balla qui, Depois chegaram Andréia, dopo sono arrivata Andrea, Henrico, Enrico, Marinei já la estava, Mariner c'era già, Catinha já é ativo imobiliário, patrimônio dessa igreja. la Caccina già era qui, tiene il patrimonio della Depois chiesa, chegaram outras famílias. dopo sono arrivate altre famiglie O Henrico ele foi atraído e Enrico è stato attratto pela barriga. dalla pancia Ele gostava de salada perché gli insalata russa, né? perché gli piaceva l'insalata russa E Jesus pegou ele, né? e Gesù l'ha preso. E depois chegou algumas outras E pessoas. dopo sono arrivate altre persone E eu vejo ali atrás Carlos, e qui, vedo qui in fondo Carlo, vejo a mãe do Michele, vedo la mamma di Michele, Michele, e também me foge o nome do. e anche Como é o nome, Michele? il nome del ragazzo Nicole. Eles chegaram na igreja um dia de frio, Loro arrivavano in chiesa quando c'era freddo, acho que chegaram em 10. arrivavamo alle 10 E o Carlos, naquela noite, e Carlo quella sera aceitou a Jesus. ha accettato Gesù. Depois nós saímos daqui, Dopo noi siamo usciti da qui íamos até a casa do pai do Michele. e siamo andati alla casa del padre E a di gente Michele fazia um discipulado lá com eles. e noi siamo rimasti con loro. E todas as vezes que eu ia lá, E tutte le volte che andavo là, eu saía de lá com muita alergia. io uscivo con molta allergia Eu falei, mas o que é isso? e mi dicevo che cos'è Aí eu questo? descobri que tinha um coelho E ho scoperto che c'erano delle cose lì, e o coelhinho ficava escondido ali. e che un coniglio era nascosto lì E aquele pó me dava uma alergia violenta. e che quel coniglio mi dava un'allergia violenta. Aí eu descobri aí esconder o coelho. E io ho scoperto il nascondiglio Aí eu comecei a ficar bom. e allora ho iniziato a stare meglio. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Henrico Voglio ringraziare Dio per la vita del pastore Enrico e pela missionária Andréia. e per la missionaria Andrea. É um casal de pastores È una coppia di pastori que Deus levantou para esse tempo. che Dio ha alzato per questo tempo. Talvez nós podemos visualizar a idade, Talvolta noi possiamo visualizzare l'età isso tem a sua importância. e questa ha la sua importanza. Mas o mais importante de tudo isso Ma la cosa più importante di tutto questo é que o Espírito que os levantou è che lo spirito che li ha alzati para dar continuidade a essa obra, perché per continuare quest'opera ele não tem princípio non ha principio e nem fim. né fine. É o Espírito de Deus. È lo spirito di Dio. A igreja nesse lugar La Chiesa in questo luogo que continue unida che possa continuare unita em torno ao nome de Cristo, attorno al nome di Cristo porque a igreja é dele. perché la Chiesa è sua. Nós sabemos que estamos vivendo Noi sappiamo che stiamo vivendo os últimos momentos da igreja na terra. gli ultimi momenti della Chiesa in terra. Brevemente, In breve Cristo virá Cristo tornerà e nos arrebatará, e ci ribalterà e nós estaremos para sempre e noi staremo per sempre com o Senhor. con il Signore. Eu tenho essa esperança. Io ho questa speranza Para aqueles que me conhecem, conhecem minha família, perché per coloro che mi conoscono e conoscono la mia eu famiglia, trago o abraço delas para vocês. io porto il loro abbraccio per voi. Hoje eu já tenho uma netinha de 3 anos, Oggi ho già una nipotina di 3 anni. e ela chega em casa e ela manda, Lei arriva a casa e comanda e eu tenho que obedecer. e io devo obbedire. Não é isso? Então que Deus nos abençoe nessa noite. E quindi che Dio ci benedica questa sera. E eu prometo que não vou fazer vigília. Prometto che non farò la vigilia. Amanhã é dia de trabalho. Domani le persone lavorano. A maioria das pessoas é que eu quero acreditar que acorda cedo. La maggior parte delle persone voglio pensare che si svegliano presto. Ok? Então vamos lá. Eu vou falar bem tranquilo, viu, Michele? Parlerò molto tranquillo, va bene Michele? Para que a tradução não fique aí muito Perché la difícil, traduzione né? non sia molto difficile. Porque o italiano ele ouve 2 vezes, né? Perché in italiano ascoltano 2 volte. Parece um disco que fica assim, ó. Sembra che viaggiano così. Não é isso? Então vamos falar aqui de uma forma bem paulatina, bem diferente daquilo que a gente é acostumado a falar, E quindi parlerò in una maniera diversa di quella con cui le persone sono abituate a parlare. para você entender. Perché voi capiate. Muito bom.
Eu estou falando a respeito da história de Lázaro, Io sto parlando rispetto della storia di Lazzaro um evento que aconteceu no meio da família dele. e nell'evento che è successo in mezzo alla sua famiglia. E a lição que nós queremos trazer nessa noite La lezione che vogliamo prendere questa sera é que apesar de mais amigos è che nonostante degli amici e mais próximos nós somos de Jesus, e nonostante noi stare più vicini a Gesù, nós sofreremos algumas situações. noi soffriamo alcune situazioni. O Evangelho de João, capítulo 11, Il Vangelo di Giovanni, capitolo ele 11, começa a narrar essa história comincia a narrare questa storia em que Lázaro in cui Lazzaro era amigo de Jesus era amico di Gesù e ele ficou muito doente. e lui stava molto male E a doença dele e il suo dolore era para a morte. era per morire. E as irmãs de Lázaro E i fratelli di Lazzaro pediram para chamar Jesus, hanno chiesto per chiamare Gesù, mas Jesus estava resolvendo outras ma situações. Gesù stava risolvendo altre situazioni. E nesse exato momento, E in questo esatto momento Jesus demorou 2 dias. Gesù 2 ha giorni. ritardato 2 giorni Para chegar per arrivare até onde Lázaro estava. fino a dove stava Lazzaro. E nesse período que ele se deslocou, E in questo periodo che lui ha aspettato, Lázaro morreu. Lazzaro è morto. Lázaro morreu. Lazzaro è morto. Então, Jesus Quindi Gesù chega próximo das suas irmãs arriva vicino ai suoi fratelli e as irmãs dizem assim para ele: e dicono così a lui: se o Senhor estivesse aqui, se il Signore fosse stato qui, se o Senhor não demorasse, se il Signore non fosse arrivato in ritardo, ele não teria morrido. lui non sarebbe morto. E Jesus começa a ensinar-lhes E Gesù inizia a insegnare algumas lições. alcune lezioni. É muito importante È molto importante conhecer quem é Jesus. conoscere chi è Gesù, É muito importante conhecer quem é a sua palavra. è molto importante conoscere qual è la sua parola. Quando eu penso que conheço Jesus Perché quando penso che conosco Gesù e também a sua e palavra, anche la sua parola, às vezes eu sou submetido talvolta sono sottomesso a algumas situações ad alcune situazioni que dá uma conotação che danno una connotazione que Jesus está distante, che Gesù sembra distante, que ele me abandonou, che lui mi ha abbandonato, que ele já não cuida mais de mim. che lui se n'è già andato da parte mia, Quando na verdade quando in verità não é isso. non è questo. Jesus, Gesù, ele fez uma promessa. lui ha fatto una promessa, Ele disse que estaria conosco lui ha detto che sarebbe stato con noi todos os dias tutti i giorni até a consumação fino alla fine dos séculos. dei secoli. E os dias, E i giorni tem dia de alegria, sono giorni di allegria, tem dia de desemprego, ci sono giorni senza nulla, tem dia que você não tem, ó. ci sono giorni che non hai soldi, Tem dia que você chora, ci sono giorni che tu piangi, tem dia que você quer desistir, ci sono giorni che vuoi desistere, tem dia que você quer retroceder. ci sono giorni che vuoi retrocedere, Mas em todos estes dias, ma in tutti questi giorni ele garantiu lui ha garantito que a presença dele che la sua presenza estaria conosco sarebbe con noi até a consumação dos séculos. fino alla fine dei secoli. Portanto, Per questo tempo é período è un periodo para que as coisas aconteçam. perché le cose accadano. Jesus, sendo Deus, Gesù, essendo Dio, ele precisou nascer. lui ha avuto bisogno di nascere. A Bíblia fala de 38 anos, La Bibbia parla di 38 anni, de 19 anos, di 19 anni, fala de 40 anos, parla di 40 anni, fala de 12 anos. parla di 12 anni. Você, para nascer, Tu per nascere, em regra, in regola, precisou esperar 9 meses. tu hai avuto bisogno di aspettare 9 mesi. Eu não sei o que você está esperando. Io non so cosa tu stai aspettando, Se está demorando, se sta ritardando, se você está desesperado, se tu sei disperato, mas Jesus vai nos ensinar ma Gesù ci insegna que várias pessoas che varie persone precisou esperar o tempo. hanno avuto bisogno di aspettare un tempo. Quando eu olho para a Bíblia, Quando guardo la Bibbia, Evangelho de João, nel Vangelo di Giovanni, capítulo 2, capitolo 2, tem uma narrativa bíblica ali. c'è una narrativa biblica qui. João escreve Giovanni scrive dizendo que havia uma festa, dicendo che c'era una festa, era um casamento. era un matrimonio, A mãe de Jesus estava na festa, la mamma di Gesù era alla os festa, irmãos estavam na i festa, fratelli erano alla os festa, amigos estavam gli na amici festa, erano alla festa e Maria e Maria era administradora. era amministratrice. No auge da festa, E durante questa festa acabou-se o vinho. è finito il vino
E alguém veio até a mãe de E Jesus qualcuno è arrivato fino alla mamma di Gesù e disse para ela assim: e ha detto così a lei: não tem mais vinho. non c'è più vino. Ela, como mãe, E lei, come madre, foi até Jesus è andata da Gesù e falou assim: e ha detto così: acabou o vinho. è finito il vino. E de repente Jesus, E in quel momento Gesù, de uma forma carinhosa, in una forma carinosa, vira para ela si gira per e lei diz assim: mulher, e dice così: donna, o que eu tenho contigo? che cosa ho con te? Ainda não chegou a minha hora. Ancora non è arrivato il mio tempo. Jesus Gesù estava ensinando stava insegnando até para a mãe dele anche per la sua mamma que tem tempo para as coisas. che c'è tempo per le cose. Até a mãe de Jesus teve que esperar. Persino la mamma di Gesù ha dovuto Então a aspettare. Bíblia nos ensina Quindi la Bibbia ci que insegna nós temos que esperar. che noi dobbiamo aspettare. Salmo 40. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ho sperato con pazienza nel Signore Ele se inclinou para mim e Lui si è inclinato a me e ele ouviu o meu clamor. e Lui ha sentito il mio Ele clamore tirou-me e Lui mi ha tirato de uma situação ruim da una situazione brutta e colocou os meus pés e ha collocato i miei sobre uma piedi rocha. su una roccia. Então, tempo, Quindi il tempo, espere. aspetta. O Evangelho de João, Il Vangelo di Giovanni, capítulo 7, nel capitolo 7, Jesus estava lá na Galileia, Gesù era là in Galilea, estava entre os seus irmãos. era tra i suoi fratelli E os irmãos de e i Jesus fratelli di Gesù gostavam de incomodá-lo, gli piacevano disturbarlo, dizendo da seguinte maneira: dicendo in questo modo: ninguém nessuno que faz milagres, che fa miracoli, que opera estes sinais, che opera questi segnali, que quer ficar escondido. e vuole rimanere nascosto. Se você quiser ser conhecido, Se tu vuoi essere riconosciuto, você precisa parar de fazer esses milagres tu escondidos. devi smettere di fare questi miracoli. Por que você não vai para Jerusalém? Perché non vai a Lá Gerusalemme? tem uma festa dos Là c'è tabernáculos. una festa dei tabernacoli. Jesus olhou para os seus irmãos Gesù ha guardato per i suoi e fratelli mais uma vez disse assim: e ancora una volta ha detto così: o tempo de vocês il vostro tempo está sempre pronto, è quasi pronto, mas o meu tempo ma il mio tempo ainda não está pronto. ancora non è pronto. Jesus estava ensinando Gesù stava insegnando para os irmãos dele per i suoi fratelli que, mesmo sendo irmão, che anche se sono fratelli precisava esperar avevano bisogno di aspettare o tempo de Deus il tempo di Dio para as coisas acontecerem. perché le cose accadessero. Pessoas, por não esperarem, Persone che non aspettano, por não terem paciência, per non avere pazienza, por serem precipitadas, per essere precipitosi, ora a Deus, guardano a Dio, ora a Deus, pregano a Dio, exatamente, mas querem resolver ma vogliono risolvere pelas suas próprias mãos. per le sue proprie mani. Quando eu oro, Quando io prego, eu estou transferindo io sto trasferendo os meus problemas i miei problemi para os braços de Deus per il braccio di Dio e eu estou descansando e io sto riposando e confiando e confidando que mais cedo ou mais tarde che o presto o tardi Deus é poderoso Dio è potente para resolver, per risolvere, para me dar a vitória, per dare vittoria, para me dar a direção per necessária, darmi la direzione necessaria, para abrir a porta necessária. per aprire la porta E necessaria se eventualmente e eventualmente houver accade alguma enfermidade, alcune infermità, Ele é poderoso Lui è potente para curar, per curarle, porque Jesus, perché Gesù, Ele ainda continua curando, Lui continua a curare, ainda que a medicina anche se la medicina dê um diagnóstico dia una diagnosi dizendo que é para a morte dicendo che è per la ou morte para pouco tempo de o vida, per poco tempo di vita, mas a Bíblia ma la Bibbia me ensina insegna que a última palavra che l'ultima parola ela é do Senhor Jesus. è di Gesù. Creia nisso, Credi in questo, viva através disso vivi attraverso questo e a tua fé e la tua fede te levará ti porterà a atingir ad attingere as maiores alturas em Deus. alle maggiori alture in Dio. Eu continuo falando a respeito do tempo. Io continuo a parlare rispetto al tempo. Jesus vai ensinar Gesù insegna até para aqueles adversários dele anche per i loro avversari que existe um tempo para eles também. che esiste un tempo anche per loro. Jesus estava no templo, Gesù stava nel tempo, lá no Evangelho de João, là, capítulo 8, là nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, junto ao gasofilácio. assieme Dove se mete lá, Détima? alla raccolta delle decime. Isso. Estava bem próximo. Era lì vicino E Jesus ensinava. e Gesù insegnava E os inimigos dele e i loro nemici queriam matá-lo, volevano ucciderlo, mas não conseguiram, ma non ci sono riusciti
Porque até perché perfino para fazer mal per fare del male precisa de tempo. c'è bisogno di tempo, É preciso crer c'è bisogno di credere que o Senhor Deus, che il Signore Dio, Ele é o Deus do Salmo 23. Egli è il Dio del Salmo 23, O Senhor é o meu pastor il Signore è il mio pastore e a sua presença e la sua presenza não me faltará. nulla mi mancherà. Ele é o Deus do Salmo 121. Egli è il Dio del Salmo 121. Eleva os meus olhos Alza i miei occhi para os montes. per il monte, De onde me virá o socorro? da dove verrà il mio Meu soccorso? socorro Il mio soccorso vem do Senhor viene dal que Signore fez os céus e che a ha fatto il terra. cielo e la terra. Nosso Deus Il nostro Dio é o Deus do Salmo è il 46. Dio del Salmo 46. Deus é o nosso refúgio Dio è il nostro rifugio e fortaleza. e la nostra fortezza, Socorro soccorro bem presente ben presente na hora da angústia. nell'ora dell'angoscia. Salmo 125. Salmo Os que 125. confiam no Senhor Coloro che confidano nel Signore são como os montes de Sião, sono come monti di Sion que não se che non si abalam, abballano, mas que ma permanecem che para rimangono sempre. per sempre. Eu espero Io aspetto que nessa noite che in questa sera você continue tu continui confiando, confidando, esperando, sperando, avançando avanzando e não desanimando. e non disanimando. Tudo passa, Tutto passa, tudo passará. tutto passerà. Salmo 37, Salmo 37, verso 23. verso O 23, salmista il disse: salmista dice: Fui moço, sono stato giovane, hoje estou velho. oggi sono vecchio, Nunca vi o justo desamparado, mai ho visto un giusto rimanere senza fine e nem mendigar o pão. e neanche mendicare il É pane. isso aí. Então diga comigo: tempo. Allora dico me, tempo, Existe um tempo esiste un tempo para as coisas acontecerem perché le cose accadano na sua vida, nella tua vita, na sua casa, nella tua casa, no seu casamento, nel tuo matrimonio, nos seus projetos, nei tuoi progetti, nas suas finanças, nelle sue nos finanze, seus sonhos. nei tuoi sogni. Creia, Credi, Jesus é poderoso. Gesù è potente. Eu não sei quanto tempo você está esperando, Io non so da quanto tempo tu stai aspettando, mas não desista. ma non desistere. Continue esperando, Continua ad aspettare, continue crendo. continua a credere. Deus fará Dio farà que esse milagre che questo miracolo aconteça na sua vida. accada nella tua vita. Você crê assim? Tu Você pode ci dizer credi? amém? Tu puoi dire amen? Tem algum italiano aqui? C'è qualche, Tem algum brasileiro aqui? c'è qualche brasiliano qui? Tem algum polonês aqui? C'è qualche... Tem muita gente aqui, sim Ci ou sono não? molte persone qui, sì o no? Mas a igreja de Jesus está Ma la aqui. Chiesa è di Gesù, Amém, sta meus qui. queridos? Diga comigo assim, choro. Di così com'è, pianto. Alguém gosta de chorar? A qualcuno piace piangere? De alegria, muitas pessoas sim, né? Di allegria molte persone sì. Principalmente quando chega o final do mês, Principalmente al fine del mese vem uma busta c'è una busta piena de soldi. piena di soldi. Sim? Mas nem sempre a vida é assim. Ma non sempre la vita è così. O texto diz que Il testo dice che as irmãs de Lázaro choraram. le sorelle di Lazzaro hanno pianto. E o momento era tão duro, E il momento era così duro, tão difícil, così difficile, que até Jesus chorou. che persino Gesù ha pianto. Jesus chorou. Você sabia Gesù ha que Jesus pianto. chorou? Tu sapevi che Gesù ha pianto? Sabia ou não sabia? Sapevi o non sapevi? Jesus ele veio a essa terra Gesù è venuto su questa terra para tomar a forma de homem, per prendere la forma di un uomo, para conhecer per conoscere como age o homem, come agisce l'uomo, como pensa o homem, come pensa l'uomo, as tristezas do homem, la tristezza dell'uomo, as decepções do homem le difficoltà dell'uomo e as suas frustrações. e le sue frustrazioni. Então ele conhece Allora lui conosce e ele sabe e lui sa e ele entende e lui capisce muito mais a você molto più te do que você di chi te stesso, conhece a você mesmo. di quanto tu conosci te stesso. Deus te conhece. Dio ti conosce. Então o texto diz que Quindi il testo dice che Jesus ele chorou. Gesù ha pianto. E existem na Bíblia Esiste nella Bibbia algumas pessoas alcune persone que choraram. che hanno pianto. Tá cheio de pessoas que choraram. C'è pieno di persone che hanno pianto. Se você anda chorando, Se tu cammini piangendo, saiba que você não é o único, sappi che non è l'unico, que você não é única. che tu non sei l'unica. Agora existe uma garantia bíblica. Adesso c'è anche una cosa biblica. Salmo 30, Salmo 30, versículo 5. versetto 5. O choro Il pianto pode può durare durar uma durare noite, una notte, mas ma a alegria l'allegria ela virá arriva ao amanhecer. alla mattina. É uma garantia bíblica. È una cosa biblica, É uma garantia bíblica. è una garanzia biblica.
O texto está escrito Nel testo c'è scritto, aqui em segundo livro de Reis, nel secondo libro di Re, capítulo 20. capitolo 20, Nós sabemos noi sappiamo que existem pelo menos 6 espécies, 100 che esistono perlomeno 6 specie de lágrimas. di lacrime, Mas existem pelo menos 3 principais. ma ce ne sono perlomeno 3 principali. Nós chamamos de lágrimas basais. Noi le chiamiamo di lacrime basilari, Aquelas que você, quando abre e fecha os olhos, quelle che tu quando apri e chiudi l'occhio, ela lubrifica os seus olhos. loro lubrificano il tuo occhio. Existe uma outra espécie de lágrima, E esiste un altro tipo di lacrima são chamadas de lágrimas reflexivas. che si chiamano lacrime riflessive. Aquela que quando você pega a cebola Quello che quando tu prendi la e cipolla começa a cortar, e cominci a e tagliarla, você começa a chorar. tu inizi a piangere. Aí as lágrimas, E lì le lacrime elas são para proteger os seus olhos. stanno puntando ai tuoi occhi. Mas existe uma lágrima Ma esiste una lacrima que é a expressão che è espressione de uma dor, di un dolore, que é chamada lágrima psíquica. che è chiamata lacrima Psíquica. psicologica. Exatamente. É esse tipo de lágrima È questo tipo di lacrima que faz com que as nossas almas che fa in maniera tale che la nostra anima chorem. pianga. Dor na alma Il dolore dell'anima não tem remédio, non ha rimedio, não sai em raio-x, non se ne va facilmente, não tem injeção, vacina, non ha un na vaccino, punta, ok? né? Não tem. Non ha, Porque existem dores perché esistono dolori que nos faz chorar che ci fanno piangere, que médico che que il medico não resolve. non risolve. Aí que entra È lì che entra o doutor Jesus. il dottore Gesù. Ele é o médico Egli è por il medico excelência. per eccellenza. Ele é o psicólogo Egli è il Psicologo. psicologo por excelência. per eccellenza E ele te conhece. e lui ti conosce. Havia um texto que esse rei que eu disse aqui, C'è un testo in questo re che io ho detto qui, ele chorava muito. che lui piangeva molto. Sabe por quê, Fabiano? Sai perché, Fabiano? Porque ele queria viver. Perché lui voleva vivere. O profeta chegou na casa dele Il profeta è arrivato a casa sua e disse assim para ele, e gli ha José: detto così: coloca a tua casa em ordem, metti la tua casa in ordine, porque você vai morrer. perché tu morirai. Você fica bem alegre Tu sei allegro? se alguém chegasse e dissesse assim para Tu você. saresti allegro se qualcuno arrivasse e ti Amanhã você vai dicesse: morrer. domani morirai. Você fica sorrindo? Tu rimarresti Fica ben sorridendo? feliz. Saresti felice? Qual é o seu comportamento? Qual è il tuo comportamento? E ele disse para o rei: amanhã você vai morrer. E lui disse al re: domani tu muori. E o texto diz que esse homem, E il testo dice che quest'uomo, ele virou para a parede lui si è girato per la parete e ele chorou muitíssimo. e ha pianto tantissimo. E naquele exato momento, E in quell'esatto momento ele disse assim: Deus, e gli disse così: Dio, que eu seja lembrado che io sia liberato, que eu sou fiel a ti, io sono fedele a te, que eu tenho te obedecido. io ti ho obbedito. E o texto diz que ele chorou muitíssimo. E il testo ha detto che lui ha pianto tantissimo. E quando ele chorou muitíssimo, E quando lui ha pianto o tantissimo, mesmo profeta que avisou ele, lo stesso profeta che ha avvisato quando ele lui, estava saindo, quando stava uscendo, Deus mandou o profeta voltar. Dio ha mandato il profeta a ritornare, Foi lá onde estava ele è tornato dove era lui e disse: Ele porque, disse- porque você chorou e gli ha detto: perché tu hai e pianto tem sido fiel a mim, e sei stato fedele a eu me, vou acrescentar io aggiungerò 15 anos na sua 15 vida. anni alla tua vita. Então veja Allora vedi que quando as nossas lágrimas, che quando le nostre quando lacrime, o nosso choro quando il nostro pianto é conhecido diante de Deus, è conosciuto davanti a Dio, Deus é poderoso Dio è potente para enxugar per asciugare as nossas le lágrimas. nostre lacrime. Portanto, Per questo não se desespere. non disperarti, Deus é contigo. Dio è con te, Deus é maior. Dio è maggiore. Não basta carregar a Bíblia, Non basta caricare la nem Bibbia, lê-la todo dia. neanche l'antologia. Eu preciso crer Io ho bisogno di que ela é credere a palavra de Deus che lei è la parola di Dio e que o escritor da Bíblia, e che lo scrittore della os Bibbia, olhos dele, i suoi occhi está sobre mim stanno sopra di me todos os dias. tutti i giorni. Espere, Aspetta, espere, aspetta, aguarde em Deus. aspetta in Dio. Deus é maior, Dio è maggiore, Deus é maior. Dio è maggiore. Amém? Existia uma mulher Esiste una donna que ela queria ser mãe che lei voleva essere mamma e ela sofria muito. e lei soffriva molto. Ela tinha uma outra senhora, uma outra mulher Lei aveva un'altra donna
que oprimia ela. che opprimeva lei E ela não poderia gerar filhos. e lei non poteva generare figli. E dentro de Israel, E in mezzo a Israele não ter filhos non avere figli era considerada era considerata como maldita. come maledetta E ninguém poderia resolver o caso dela. e nessuno poteva risolvere il suo caso. Ninguém. Nessuno. Ela foi para a igreja, Lei è andata in chiesa, dobrou os seus joelhos ha piegato i suoi ginocchi e começou a chorar, e ha iniziato a piangere, dizendo: Deus, dicendo: Dio, eu quero ser mãe. io voglio essere mamma. Esse é o meu maior sonho. Questo è il mio maggior Eu sogno. não sei qual é o teu maior sonho aqui nessa Io non noite. so qual è il tuo maggior sogno questa Eu não sera. sei qual é o teu maior projeto aqui Io non so nessa qual è il noite. tuo maggior progetto questa sera. Sejam eles diferentes. Che siano differenti. Deus é poderoso Dio è potente para lhe dar entendimento, per darti intendimento lhe dar e estratégias darti la strategia para você alcançá-los. per arrivare a questo. Mas espere, Ma aspetta, lute, lotta, não jogue a toalha. non buttare la tovaglia, non buttare le Não cose. desista da luta. Non desistere nella lotta. Vá em frente. Vai davanti, Deus é com você. Dio è con te. Essa mulher no momento que ela orava Questa donna nel momento che pregava, e ela chorava, lei piangeva. o sacerdote Il sacerdote veio até ela è arrivato vicino a lei e disse: até quando e ha detto così: fino a quando você vai estar? tu Embriagata. verrai? Sarai ubriaca? Ela disse: eu não estou bêbada. E lei disse: no, io non sto bevendo, non Eu sono ubriaca. preciso de algo. Io ho bisogno di qualcosa. Eu preciso de uma resposta. Io ho bisogno di una risposta. E na terra, E nella terra ninguém tem. nessuno ce l'ha. Ninguém pode fazer. Nessuno può farlo. O sacerdote disse assim: Il sacerdote disse così: que Deus conceda che Dio conceda o desejo do seu coração. il desiderio del tuo cuore. O meu desejo nessa Il noite mio desiderio questa sera é que Deus è che Dio venha ao seu encontro possa venirti e incontro conceda e conceda o desejo do il seu desiderio del tuo coração. cuore, Que o seu sonho, che i tuoi sogni que é abstrato, che está no mundo invisível, sono nel mondo invisibile eles possam tomar forma. possono prendere forma. É em nome de Jesus In nessa nome di noite. Gesù questa sera Quero abençoar a tua vida. voglio benedire la tua vita. Quero em nome de Jesus nessa noite Voglio in nome di Gesù questa sera dizer que você tenha ânimo, dire che tu abbia animo, que você tenha disposição, che tu abbia la disposizione, que você tenha força, che tu abbia la forza, que você tenha coragem, che tu abbia il coraggio, que você não se entregue, che tu non si metta, não se renda, né? che tu non ti arrenda. Isso. Vá em frente. Vai avanti, Força, forza, ânimo, animo, força, forza, ânimo, animo, coragem, coraggio, coragem. coraggio, Não desanime. non disanimare. Tá difícil? È difficile, Está difícil? è difficile. Deus é maior. Dio è maggiore. Isso não vai durar para sempre. Questo non durerà per sempre. Essa situação é transitória. Questa situazione è transitoria. Deus é maior. Dio è maggiore. Creia, Credi, creia. credi. É. Eu começo a falar da Bíblia, Inizio a guardare la minha Bibbia cabeça fica desse tamanho. e la testa rimane di questa forma. Voltar, né? Devo... Voltar. A fé La fede é o mistério. è un mistero. Deus, Dio, ele é um mistério. egli è il mistero. O homem, L'uomo, pelas suas razões, per le sue ragioni, jamais mai vai entender Deus. capirà Dio. Quando eu acho que ele vem de um lado, Quando io penso che lui arriva da un lato, ele vem de outro. lui arriva dall'altro. Quando eu penso que ele vem pela frente, Quando io penso che lui arriva davanti, ele vem por trás. lui arriva da dietro. Quando eu penso que ele vem de cima, Quando penso che arriva dall'alto, ele vem de baixo. lui arriva dal basso. Deus está sempre surpreendendo. Dio ci sta sempre sorprendendo. Sabe por que às vezes o homem duvida de Deus? Sai perché talvolta l'uomo dubita di Dio? Ele quer entender Deus. Perché vuole capire Dio. Se Deus se permitir Se Dio si è permesso ser entendido pelo homem, di non essere inteso dall'uomo, ele deixa de ser Deus. lui rimane Dio. A tua obrigação La tua obbligazione é crer. è credere. A vitória La vittoria é com ele. è con lui. A tua obrigação La tua é obbligazione ter fé. è avere fede. Se você ter fé, Se tu hai fede, você vai ver a glória de Deus. tu vedrai la gloria di Dio.
Vocês estão me entendendo isso? Nessa State noite? capendo questo? Eu tenho tanta coisa no coração para falar, Io ho tante cose nel cuore da parlare, mas não dá para falar tudo de uma vez. ma non dà per parlare tutto. Eu quero falar só um pouquinho para vocês aqui. Io voglio parlare solo un po' per voi. Vocês não sabem Voi non sapete quem é Deus, chi è Dio, nem eu sei. nemmeno io lo so, Mas uma coisa eu sei, ma una cosa lo so, Ele habita em nós. che Lui abita in noi. E quando Ele habita em E nós, quando Egli abita in noi, Ele nos faz, Egli fa não alienígenas, alienígena, ET, non come gli alieni, discolpa, mas nós não somos dessa terra. ma noi non siamo di questa terra. Em nós habita a presença do Senhor. Noi abitiamo la presenza del Signore. Creia nisso. Credi in questo. Você é maior do que você pensa, Tu sei maggiore di quello che tu pensi, porque Deus é na sua vida. perché Dio è nella tua vita. Muitas pessoas aqui dentro Molte persone qui dentro poderiam estarem até mortas, potevano essere anche morte, mas Deus resolveu ma Dio ha risolto preservar a sua vida. riservare la sua vita, preservare la sua vita. Talvez era para você estar deprimido, Talvolta era perché tu fossi depresso, jogado pelas calçadas, pelas vias aí. buttato in mezzo alla via, Mas Deus ma Dio pegou na tua mão ha preso le tue mani e disse: fica aqui comigo. e ha detto rimani qui con Eu me, te amo. io ti amo, Ninguém te ama nessuno ti ama como eu te amo. come io ti amo. Teu marido te ama tanto, Dio ti ama tanto, tua esposa te ama tanto, il tuo sposo ti ama tanto, mas ninguém te ama ma nessuno ti ama como eu, Jesus, come io Gesù te amo. ti amo. E por te amar, E per amarti eu cuido de você. io prendo cura di te. Eu permito de vez em quando Io permetto talvolta algumas che dificuldades alcune difficoltà, para você entender perché tu capisca que você precisa che tu hai bisogno ter intimidade comigo, di avere intimità con me, ter comunhão comigo, di avere comunione con me, porque o nosso Deus perché il nostro Dio é um Deus de è un relacionamentos. Dio di relazionamento. Nós somos filhos dele Noi siamo i suoi figli e todo pai e tutti i quer genitori ouvir a voz do filho. vogliono sentire la voce del Então figlio. Deus dos céus, E quindi il Dio del cielo ele quer ouvir a tua voz. vuole sentire la tua voce. Qual é o teu choro? Qual è il tuo pianto? Qual é o tempo? Qual è il tempo? Seja o tempo, Che sia il tempo, seja o choro, che sia il pianto, tenha esperança. abbi speranza. A tua vitória La tua vittoria vai chegar. arriverà. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas há um tempo também, Ma c'è un tempo anche, depois da espera, dopo l'attesa, depois do choro, dopo il pianto, há o tempo do milagre. c'è il tempo del miracolo. Tempo, Tempo, choro pianto e milagre. e miracolo. Isso aconteceu Questo è successo na mesma casa, nella stessa casa, na mesma família. nella stessa famiglia. 3 momentos distintos. 3 momenti diversi, Esses 3 momentos, e questi 3 momenti, se você não desistir, se tu non desisti, se você crê em Deus, se tu credi in Dio, vai acontecer. arriverà. Eu não sei se você está esperando. Io non so se tu stai aspettando, Eu não sei se você está chorando. io non so se tu stai Eu piangendo, não sei se você está esperando io non so se tu stai o aspettando momento do teu milagre. il momento del tuo miracolo, Mas eu quero dizer ma io voglio que dire em nome de Jesus, che in nome di Gesù, se você tiver fé, se tu hai fede, vai acontecer. accadrà, Vai acontecer accadrà para a glória de Deus. per la gloria di Dio. Jesus chegou, Gesù è arrivato as irmãs de Jesus receberam ele e le sorelle di Gesù hanno ricevuto lui e disseram assim: e hanno detto così: ele já morreu. egli è già morto, Não tem mais jeito, não tem jeito. non c'è più Morreu, speranza. morreu. Tem coisas Ci sono cose que não tem jeito para mim che non c'è speranza per me e nem para vocês. e neanche per te. Aquilo que eu posso fazer, Quello che io posso fare, eu devo fazer. io devo farlo, Mas aquilo que eu não posso fazer, ma quello che non posso fare, Deus vai fazer. Dio lo fa. Faça a sua parte Fai la tua parte e Deus vai fazer a dele. e Dio farà la sua. Faça a sua parte Fai la tua parte e Deus vai fazer a dele. e Dio farà la sua. Deus não falha. Dio non sbaglia, Não chega depois non arriva dopo e nem antes. e neanche prima. Ele tem o tempo dele. Egli ha il suo tempo. E eu espero Io aspetto que o tempo dele che il suo tempo, seja hoje para a sua vida. io spero che il suo tempo sia oggi per la tua Seja vita, hoje para a sua casa. sia oggi per la tua casa, Seja hoje para os teus sonhos. sia oggi per i tuoi sogni. Não desista de Jesus. Non desistere di Gesù, Não desanime. non disanimare, Creia.
Credi, Vou repetir. ripeto, Creia. credi. Ele é infalível. Egli è Ele é infallibile, imutável. Egli è Ele immutabile, é o Senhor Egli è il dos Signore, céus e da terra. il cielo e la terra. Glória a Deus. Glória a Glória a Dio. Deus. Glória a Deus. Não vou acelerar aqui não, Sônia. Non accelera? Senão você vai. Ah, ok. Tá falando muito bem, hein? Pelo menos está entendendo muito bem português, né? Sta dicendo che non andrà veloce che non acceleri e non capisca male. Mas a vontade é de fazer isso. Porque quando eu falo de Jesus, Ma la volontà di farlo, perché quando La mia parlo di alma Gesù pega fuoco. la mia anima prende fuoco. Deus me deu Dio mi ha dato muitas experiências. molte esperienze. Eu sou cristão Io sono cristiano desde criancinha. fin da bambino. Eu era desenganado pela medicina. Io ero ingannato dalla medicina. Jesus me curou. Gesù mi ha curato. Hoje eu tenho 53 anos. Oggi ho 53 anni, 2 filhas. 2 figlie, Uma de 33, una di 33, uma de 30, una di 30 uma neta de 3, uma neta. e una nipote di 3 anni. E eu tenho orado E ho pregato por muitas pessoas. per molte persone E tenho visto Jesus e ho visto Gesù curar cancerosos, curare cancro, resolver tantos problemas risolvere tanti problemi e tantos milagres. e tanti miracoli. Aquilo que você pode estar enfrentando hoje Quello che tu puoi stare affrontando adesso pode ser muito grande para você, può essere molto grande per te, mas para Jesus ma per Gesù isso não é nada. questo non è nulla. Salmo 24, Salmo 24, verso 1, verso primo, está escrito assim: c'è scritto così: do Senhor é a terra del Signore la terra e toda a sua plenitude, e tutta la sua o pienitudine, mundo il mondo e todos aqueles e tutti que loro nele habitam. che in essa abitano. Então você está na mão de Deus. E quindi voi siete nella mano di Dio. Você está na mão de Deus. Voi siete nelle mani di Dio. Você crê que você está na mão dele? Tu credi che sei nella mano di Dio? Você crê? Tu Crê credi? isso. Credi in questo. Quando Jesus chegou, Quando Gesù è arrivato, agora não adianta mais. adesso non serve più niente. Já morreu. È già morto. Jesus falou assim para ele: Gesù ha parlato così per loro. aquele que crê em mim, Colui che crede in me, ainda que esteja morto, anche se è morto, viverá. vivrà. E aquele que crê em mim, E colui che crede in me, viverá eternamente. vivrà eternamente. Não deu para entender. Non è andato per capire. Aí Jesus chegou e disse para elas assim: E Dio è arrivato e ha detto a loro così: aonde colocaram? dove metteremo? Aonde Lázaro está sepultado? Dov'è Lazzaro? Levaram Jesus à frente do sepulcro Hanno portato Gesù davanti al sepolcro e Jesus disse assim: e Gesù ha detto così: tira a pedra. tira la pietra. E disseram para Jesus: E hanno detto per Gesù: já é de 4 dias, già è 4 giorni, já cheira mal. già c'è un brutto odore. Mas Jesus Ma Gesù não estava preocupado com o tempo, non era preoccupato con il tempo, com o cheiro que estava naquele ma lugar. con l'odore che c'era in quel luogo. Jesus escolheu aquele dia Gesù ha scelto quel giorno para mudar aquela história. per cambiare quella storia. Quando Jesus quer operar, Quando Gesù vuole operare, Ele não quer saber se você é grande, Lui non vuole sapere se tu sei grande, se você é pequeno, se tu sei piccolo, se você tem, se tu sei ricco, se não tem se hai o dinheiro, non hai, se você tem uma faculdade. se hai un'università, Se una non laurea, tem. se non ce l'hai, Interessa. non gli interessa. Quando Jesus chega Quando Gesù para arriva fazer per milagre, fare miracoli, Ele vai fazer um milagre Lui fa miracoli e ninguém e nessuno vai impedir. lo impedirà. Glória a Deus. Amém. Tiraram a pedra Hanno tolto la pietra e Jesus chamou Lázaro. e Gesù ha chiamato Lazzaro. Vem para fora. Vieni fuori. A história La storia diz que era uma gruta, dice uma caverna. che c'era una grotta nella caverna Sim. E tinham pelo menos 27 degraus e ali. c'erano perlomeno più o meno 27 Piani. scalini, É, piani. o que pode ser, o que é melhor aí. No, no. E tinham outros mortos lá. E c'erano altri morti là. Só que Jesus Solo che Gesù queria fazer um milagre voleva fare il miracolo na vida somente de Lázaro. nella vita soltanto di Lazzaro. Se Jesus diz assim, mortos, Che Gesù era lì con i morti. vem para fora. Vieni fuori. Vinham todos.
Venivano tutti, Mas Jesus queria chamar Lázaro pelo ma lui ha nome. voluto chiamare Lazzaro, un uomo. Significa dizer Significa che que Jesus, Gesù, ele conhece cada um de nós egli conosce ognuno di pelo noi nosso nome. per il nostro nome. Nós temos um nome diferente Noi do abbiamo un céu. nome diverso nel cielo, Mas Jesus conhece o nome que você tem aqui ma na Gesù terra. conosce il nome che tu hai qui sulla terra. Mas pode ser milhões de pessoas orando. Possono esserci milioni di persone che pregano. Como é que Deus entende tudo? Com'è che Dio capisce tutto? Eu não sei. Io non Eu só so, sei que ele entende. non so se tu capisci. Ele conhece Non so se tu Rick, capisci. Lui conosce Enrico, Andrea, l'Andrea, Marinei, Marinei, conhece todos vocês. conosce tutti voi. Quero Conosce dizer tutti com voi. isso Cosa voglio dire con questo? que alguém esperou, Che qualcuno ha aspettato, alguém chorou, a qualcuno ha pianto, mas o milagre aconteceu. ma il miracolo è Jesus successo. disse: Lázaro, vem para fora. Gesù ha detto Lazzaro vieni fuori. Lázaro saiu, Lazzaro è uscito porque nem a morte, perché né la morte, que é o pior problema che è il peggior problema, na terra, nel peggior problema nunca della vi terra, nenhum médico, nessuno ha visto un medico Ressuscitare un morto. resuscitare un morto. mas Jesus, Ma Gesù, quando quer, quando vuole, até morto, persino i morti ele ressuscita. resuscitano. Quero dizer-lhes nessa noite, Voglio dire in questa sera esse problema, che questo problema ele pode ser grande, può essere grande, mas Jesus é maior do que ma ele. Gesù è maggiore di esso. Você crê nessa palavra? Tu credi in questa parola? Então vamos orar. Posso orar? Allora Pastor Henrique? preghiamo. Possiamo pregare, pastore? Pastor Henrique falou: não demora muito não, que o pessoal tem que trabalhar. Pastore ha detto di non metterci molto perché le persone domani lavorano. Eu queria trazer essa breve palavra para vocês Io nessa volevo noite. portare questa breve parola per voi questa sera. Me fiz entender essa palavra? Difficile intendere questa parola? Me fiz entender essa palavra? Difficile capire questa parola? Michele? Avete capito? Ok? Alguém quer receber uma oração? Qualcuno vuole ricevere una preghiera? Se quiser, vem aqui à frente. Se vuole venga qui davanti. Não é proibido não, né, Henrique? Non è proibito, vero Pastore Enrico? Então não sei se você está esperando, Intanto non so cosa stai não sei se aspettando, você está chorando, non so se ti stai aspettando, se eu não stai sei se piangendo, você está na fase do milagre. non so se sei nella fase del miracolo. Qual é a fase que você está? Qual è la fase in cui tu sei? Se você estiver entre umas delas, Se tu sei in una di queste, deixa eu orar pela sua vida. lascia che preghi per la tua vita, Vem aqui à frente. vieni qui davanti, Se você quiser, é claro. se tu vuoi. Glória a Deus. Alleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. Jesus disse no Evangelho de João, Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni, capítulo 11, Alberto. capitolo 11, Alberto, Ele disse: se vocês crerem, e lui ha detto se tu credi, vocês vão ver tu vedrai a operação de Deus. l'operazione di Dio. Apresente a Deus com fé nessa noite. Presenta a Dio questa sera, Apresenta com fé. presenta con fede, E Deus é grande e Dio è grande e poderoso e potente para te abençoar. per benedirti. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração Metti la mano nel tuo cuore e fecha teus e olhos. chiudi i tuoi occhi. E eu vou orar por você. Io pregherò per te. Deus bendito, em o nome de Jesus, eu estou orando por estas pessoas. Alguns me entendem e talvez outros não me entendem, mas o Senhor entende estas minhas palavras e o Senhor conhece a cada um deles e delas que estão aqui. Venha ao encontro nesta noite, cura as feridas, abra as portas, tira todo impedimento, todo obstáculo nos projetos e nos sonhos. Dê a vitória nesta noite, Senhor, em o nome de Jesus, segundo a necessidade de cada um. Fortaleça o fraco, levanta o caído, anime ao desanimado, alegre o triste, cure o enfermo e dá vitória àquele que precisa. Assim eu oro a Ti, ó Deus, e os abençoo em o nome de Jesus. Que haja milagre, Pai, ó Deus, que haja milagre, que haja milagre em nome de Jesus. Que esse homem, que esta mulher sinta a presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, em o nome de Jesus eu clamo a Ti
e os abençoo para a glória de Deus. E eu digo amém. Muito obrigado a todos. Pastor Henrico. Siamo popolo su quale ho invocato il mio nome. Su migliaia prega e cerca la mia faccia e torna indietro. Dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io lo farò, io lo farò. Sei mio popolo, sei mio popolo su quale ho invocato il mio nome. Su migliaia prega e cerca la mia faccia e torna indietro.